buongiorno avvocato e ovviamente insomma tanti auguri per le prossime feste in arrivo. Buongiorno a voi, grazie per gli auguri che rigiro alla redazione e anche a tutti gli splendidi tifosi napoletani che seguono la squadra del cuore. Tifosi napoletani che le hanno fatto i complimenti nelle ultime settimane e a questo punto, dottore, ci accodiamo perché onore al merito il Napoli è riuscito a dimostrare e ad acclarare soprattutto quello che accade, perché non è tanto il fatto di chi ha ragione o chi ha torto, ma è bello, la giustizia serve a questo, ad acclarare la versione dei fatti. Certo. A come sono andate le cose. Quella sera, insomma, ci fu un comportamento da parte di alcuni che ha dato origine a delle sanzioni che sono poi state dimostrate in area di tribunale. Curiosità mia, la strategia difensiva su quale lei ha fatto perno, avvocato, qual è? Innanzitutto condivido la sua distinzione tra come sono andati i fatti o acclarare la fondatezza delle ragioni del club, perché il punto Esatto. diciamo fondamentale di quella sera è che ci fu un vero e proprio ammutinamento e fatto tra l'altro senza precedenti a livello di Serie A italiana, ma credo anche negli altri campionati europei più importanti. E questo ammutinamento non poteva come dire, essere lasciato correre senza un intervento fermo della società che ritornasse nel possesso delle proprie prerogative quale club datore di lavoro, ed è questo poi questa è poi stata la mission che il presidente De Laurentiis mi ha affidato nell'arco dei mesi, oramai sono passati quasi 2 anni anzi, e diciamo così, il primo punto che in corso di arbitrato è stato affrontato dal collegio arbitrale è quello della possibilità per la società di indire o meno il ritiro. E siccome i calciatori assumevano che il ritiro fosse punitivo, accertare se riconosciuta alla società la facoltà di indire il ritiro, quel ritiro specifico, cioè al termine della gara con il Salisburgo, fosse un ritiro punitivo oppure un ritiro finalizzato a recupero di obiettivi, scopi, di amalgama, di risultati in campionato che in quel momento non stavano arrivando e ulteriormente individuare poi i ruoli dei vari giocatori, almeno quelli finora che sono stati oggetto di giudizio. Questi 3 aspetti, quindi la società può o meno indire il ritiro, quel ritiro aveva natura punitiva o invece natura costruttiva e individuare chi è stato capopopolo, chi ha violato più precetti dell'accordo collettivo tra calciatori e società, sono stati i 3 snodi dei 2 procedimenti e mezzo, perché finora ne abbiamo 2 definiti Sì. e 1 in dirittura d'arrivo, quindi parliamo di Allan e Isai definiti e Maksimovic in dirittura d'arrivo, e su questi precedenti noi possiamo svolgere qualunque tipo di ragionamento e approfondire ognuno di questi 3 temi, ecco. Quello in arrivo è quello di Maksimovic, giusto avvocato? Perché Sì, se non sì, sbaglio quello il di- 13 si doveva discutere, non si è trovata conciliazione, quindi poi l'arbitrato dovrebbe, diciamo così, decidere in un secondo momento. Cronologicamente si ha già l'idea di quando dovrebbe Sì, arrivare sì. questo... Sì, ma noi da cuccioli di giuristi, avvocato, vorremmo saperne di più, Allora, io e il collega Catapano. Io Cioè, vado prima a inquadrare... cos'è? Perché è slittata, no? Perché non c'è Sì, stata conciliazione, giusto cioè, è avvocato? slittata, allora attenzione, l'udienza si è regolarmente tolta, Esatto, è stata ok. un'udienza alla quale ha partecipato personalmente il presidente De Laurentiis, Ok. e come competenza territoriale rispetto ai primi 2, Allan e Isai, che si erano svolti a Napoli, questo si è svolto per ragioni di valore della controversia a Roma, ed è stata un'udienza che è durata quasi 4 ore, quindi non semplicemente una conciliazione tentata e poi fallita. Quindi la causa, la controversia al termine dell'udienza è stata ritenuta matura per la decisione. Il 30 di dicembre scade Ok. il termine ultimo per il deposito delle note conclusive, delle memorie finali, e poi dal 31 di dicembre, ma non credo il 31, in avanti ogni giorno è buono affinché venga pubblicato il lodo, cioè la sentenza arbitrale che deciderà e prenderà posizione anche sulla controversia Napoli-Maksimovic.
un turbinio di domande che ci arrivano andando in percentuale, così quella che va per la maggiore è se l'avvocato Grassani dall'alto della sua conoscenza giuridica può darci anche uno spunto, ecco, una visione su quelle che sono le possibilità effettive che il Napoli, che Osimhen vada a giocare alla Coppa d'Africa, che i calciatori del Napoli africani giochino la Coppa d'Africa, che i calciatori africani presenti in Serie A giochino effettivamente la Coppa d'Africa, quali sono, se ci sono degli strumenti giuridici per tutelare comunque il Napoli o almeno far passare un concetto: se c'è una competizione che si gioca anche in modalità non sicure al 100%, facciamo finta che siano il 99%, ma che non c'è il 100% di sicurezza per via dell'aumento dei casi di Covid-19, se ci sono degli strumenti giuridici che le società di Serie A possono utilizzare per tutelare quelli che sono comunque i propri calciatori. Ci sono, possono partire da diffide e altre analoghe forme di pressione su FIFA e Confederazione Africana, perché la situazione epidemiologica è in continuo peggioramento. Già noi ne avevamo parlato, non so se con la vostra radio emittente, sì. con altre, comunque con voi, in tempi non sospetti, cioè che comunque questa competizione storicamente sottrae risorse importantissime ai club europei che oramai tesserano massicciamente campioni provenienti dall'Africa, e quindi il momento storico in cui la Coppa si svolge da sempre è un momento che crea conseguenze in alcuni casi anche devastanti per certi club che magari hanno tesserato molteplici calciatori di quel continente, e quando ne parlammo il riferimento sanitario era completamente diverso, per cui oggi, come diceva lei, anche se ci fosse il 99% di tranquillità e un 1% di insicurezza, di possibilità di contagio, è ovvio che se io sono il club datore di lavoro, sono il club che ha investito magari anche somme importanti, come nel caso di Osimhen per l'acquisizione del suo cartellino dall'Lille, e rischio poi che attraverso questa competizione mi possa tornare un giocatore contagiato, contaminato, con tutte le conseguenze del caso, sia in termini di quarantena ma anche di recupero poi della forma fisica, è ovvio che una rappresentazione formale, forte, sotto forma di diffida alla FIFA e alla Confederazione Africana è il primo passo. Poi qualora ci fossero elementi concreti, magari diciamo che non siano l'1%, ma qualora dovessero essere elementi concreti anche dal punto di vista di proiezione di una competizione di quel tipo, con standard sanitari che non sono certamente gli stessi di quelli dei paesi occidentali, con impianti sportivi che per carità sono molto migliorati, ma certamente non sono San Siro, non sono Wembley, non sono Santiago Bernabéu, ecco che allora a quel punto si potrebbero fare anche inoltrare ricorsi per ottenere comunque l'esenzione da parte dei giocatori di proiezione o di collocazione europea a quel tipo di competizioni, ovviamente motivandola con il rischio che ci possa essere doppio danno e doppia beffa, cioè io partecipo sottraendo le mie prestazioni al club per il quale sono tesserato che mi paga, posso nella migliore delle ipotesi ricevere o subire un infortunio qualunque, nella peggiore delle ipotesi anche una contaminazione da Covid e ritornare poi in Italia con n settimane di impossibilità assoluta allo svolgimento della preparazione e ulteriori settimane per il recupero della forma fisica da gara. Ecco che da questo punto di vista i diritti patrimoniali dei club del Napoli, come del Borgo Rosso Football Club, come del Bologna, devono essere maggiormente tutelati, e in questo caso la situazione sanitaria può, qualora la scelta fosse quella di andare avanti a tutti i costi, può consentire un valido motivo di appello. Io credo, e così concludiamo il tema, che non ci siano fondate ragioni per proseguire ad ogni costo, piuttosto
concordare un differimento in periodo storicamente meno colpito dalla diffusione del virus e con la possibilità magari delle società di tutelarsi e di riproteggersi, e cioè parliamo dell'inizio della stagione 22-23. Molto molto importante, quindi si va da strumenti diciamo così di soft law, quindi magari delle raccomandazioni, dei pareri che il Napoli può inoltrare, fino chiaramente poi al fatto compiuto, a quelle che potrebbero essere delle richieste di risarcimento. No ragazzi, noi non ci schieriamo con nessuno, avvocato ci dicono ma perché vi schierate con quell'avvocato, con quell'altro avvocato? Noi non ci schieriamo, è ovviamente nostro dovere acclarare la situazione ascoltando le voci dei protagonisti. In ultima analisi, avvocato, più che altro facendo leva insomma, alla sua carriera personale, il discorso legato alla Salernitana ad oggi è imbarazzante, probabilmente per il mondo del calcio. Ergo, le chiedo insomma non di guardare nella palla di vetro, ma a guardare quelle che sono, quello che è il codice, insomma, quella che è la normativa, quale potrebbe essere la soluzione a questo punto e più giusta e più logica. La normativa non guarda al giusto e al logico, ma se c'è questo è un problema. Deve essere interpretata, se ci sono margini di interpretazione, ma soprattutto applicata. E la Federazione Italiana Gioco Calcio e il suo presidente Gabriele Gravina credo che quando la normativa entrò in vigore furono chiari, ma non furono chiari pro o contro Salernitana, furono chiari nel lanciare un messaggio assolutamente non confondibile a tutti gli operatori del settore, e cioè due club non possono militare nella maniera più assoluta nel medesimo campionato. Quando questo avvenga per scorrimento naturale della classifica, quindi per o retrocessione del club in categoria superiore o promozione del club in categoria inferiore, esiste una procedura che è stata attuata ed esistono soprattutto dei tempi all'interno dei quali l'iter deve essere evaso, e per iter evaso vuol dire spogliare della proprietà che si è aggiunta a quella precedente e il medesimo soggetto attraverso forme di trasparenza e di trasferimento assolutamente condivisi e validati dalla federazione, cosa che al momento in ambito Salernitana non è avvenuto, per cui qui ci sono due schieramenti, due anime, per carità, anche che possono convivere, cioè quello di garantire al campionato uno svolgimento quanto più regolare possibile, poi sul regolare possiamo anche parlare, e cioè di far arrivare al 30 giugno 2022 20 squadre come ce n'erano 20 quando sono partite, e dall'altro di evitare qualunque tipo di ombra rispetto a incontri, risultati che laddove due società facciano capo al medesimo soggetto potrebbero non essere percepiti dalla collettività come tali. Ed allora, se è stata data questa moratoria e questo tipo di time limit, è ovvio che la moratoria e il time limit non possono essere costantemente spostati, differiti e rivisti, perché altrimenti si frustra la norma in questo modo, e il 31/12 credo possa essere il giorno del giudizio del tutto dentro o tutto fuori, a meno che la federazione non intenda ulteriormente modificare la propria norma concedendo altro spazio e altro tempo alla Salernitana. Però un girone di andata ormai si è concluso, ci sono società che hanno perduto punti con la Salernitana 3-1, altre che hanno perso, ed è ovvio che questa situazione non può trascinarsi fino a marzo, ad aprile, perché veramente da allora, se dovessero esserci decisioni drastiche, il campionato sarebbe falsato, per cui io credo che il 31/12 sia un tempo assolutamente maturo per tirare le fila del discorso e prendere le opportune decisioni. Tutto chiaro, speriamo che almeno le prossime decisioni siano improntate a canoni di equità, di giustizia e ovviamente di logica, ringraziando e facendo gli auguri di buon Natale all'avvocato Grassani. È stato un piccolo bignami di diritto sportivo, avvocato, grazie. Grazie a voi, grazie. Buon Natale ancora.